Eccolo. Amici sportivi del Romeo-Metti, è giunto il momento dell'unico e inevitabile intervallo giallo-blu. Oggi sfida i calci di rigore tra i tre tifosi della Sampdoria. Senti. Per la Sampdoria saranno sul distretto Macchia, Curva Sanaco, i signori Daniele Boeris e Vincenzo Angilletta, vincitori del concorso tramite la pagina Facebook della Jugostavia, ed il signor Gaetano Rallo, primo tifoso ospite a entrare in Curva Ferrovia quest'oggi. A rappresentare i nostri colori il signor Massimiliano Pepino, selezionato dallo sponsor Banca Santiese, il signor Luigi Paduno, vincitore del concorso online sulla pagina Facebook societaria, ed il signor Massimiliano Giordano, esperto a sorte tra gli abbonati della Ventura cui si sa. In porta il numero 1 degli anelli nazionali, Vincenzo Mosca, fischia l'arbitro. Ah sì, quella della maglietta di Cazzone. Giulia Leone. Sta salutando. Musicina aqui. Ale! Tirano prima a vedere la Sampdoria. Oh, ma sarà proprio emozionato. Tu vedi Alberto? Oh, il figlio è andato a abbracciare. Ma va Luigi. Sta registrando? Non lo so. No, lo paro. Oh! Te l'ho detto. Troppo capocchione il signore. Ma la doveva tirare angolato, cioè ha fatto come uno schifo. Oh, Sampdoriano, deve essere lui. Che ha fatto? Ha dato la mano a lui. Da sé, guarda, sei cassetta. Vicino a Luigi. Danile Vicious. È andato a dare la mano. Della serie femminile, 45 minuti di gioco. Stato Nocerina 0-0.
Nova Gubbio 1-0, Regina Cittadella 1-1, Varese Ascoli 2-1.